Benissimo, eccoci qua con una nuova live. Quest'oggi saremo in diretta per la prima volta con i commenti, con la collaborazione del mio amico Ciccio, nostro moderatore, vi scrive il numero ogni tanto vi scrive il numero ogni tanto per farvi telefonare in diretta live. Quindi per parlare con me in diretta solo telefonicamente, non prendete in considerazione i commenti perché non li leggo. Buon pomeriggio a tutti, non riesco a leggere in lontananza perché ce l'ho lontano l'apposito per la diretta. Però abbiamo il nostro moderatore Ciccio che ogni tanto, come vedete, aggiunge il numero di telefono nei commenti per farvi telefonare in diretta live. Lo stesso numero vale per il privato dopo la live, ok? Tutti coloro che si comportano male in questa live nel scrivere commenti offensivi o roba varia vengono subito bloccati. Grazie all'amico Ciccio, il nostro moderatore di questa live. Quindi stiamo facendo una prova con questo sistema, va bene? Anche perché c'è l'aiuto dell'amico Ciccio, nostro moderatore, va bene? Allora, vediamo un po', numero di telefono è quello che vedete nei commenti, se volete parlare con me, 345 630 8172. È il numero che vedete nei commenti. Il nostro moderatore vi informa di tutto per parlare con me. Allora, ogni giorno dal lunedì al sabato potete contattarmi in questa live per avere una consulenza del tutto professionale con il sottoscritto. Quindi se volete parlare con me, fatelo in questo momento. Grazie a tutti coloro che stanno a scrivere nei commenti, riesco a leggere appena, però non ripeto, ce l'ho un po' lontano il dispositivo per la diretta. Grazie a tutti coloro che stanno a scrivere commenti. Allora, numero di telefono, l'amico moderatore, l'amico Ciccio, ogni tanto vi darà il numero di telefono nei commenti, lo andrà a scrivere nei commenti per parlare con me solo telefonicamente in diretta live, va bene? Vediamo chi prende il numero di telefono. Vediamo. Numero di telefono, eccolo qua che arriva, l'amico moderatore Ciccio ha inserito il numero di telefono nei commenti, forza, potete prendere nota per telefonare in diretta live, forza. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da YouTube, tutti coloro che seguono questa live da YouTube. Andiamo a vedere a proposito di YouTube se tutto funziona in regola. Vediamo. Ok, YouTube tutto ok.
aspettiamo le vostre prime telefonate in diretta live per chiedere tutto quello che volete. Ecco qua la prima telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, prego. Volevo chiedere se è in arrivo una gravidanza. Allora, tieni presente che io non sono un medico, Sì. ok? Quindi tutto quello che ti dico adesso, se ci sarà gravidanza o meno, non prenderlo sul serio, Certo. perché essendo che non sono un medico mi è vietato dare alcuna diagnosi, va bene? Tu, Va no- bene. tu non hai figli? No, ne ho già 3. Ah, quindi vuoi sapere se arriverà qualcun altro, va bene? Sì, è una nuova operazione. Come? È una nuova operazione, dico. Vediamo se ci sarà. Mi dai la tua età e il tuo segno zodiacale, per piacere? Compio i 41 tra pochi giorni e sono gemelli. Perfetto. Fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Mi fermi? Ok. Perfetto. No, attualmente non mi esce la carta della gravidanza, carissima amica mia. Sì. Attualmente no, però mi esce il trionfo, ciò vuol dire che in seguito c'è qualche speranza. Va bene. Va bene? Va bene. Grazie dell'opportunità. Di niente, arrivederci, buona serata. A voi, buona serata, grazie. Allora, mi raccomando di prendere il numero di telefono, chiedo scusa ma è caduta una carta, il bello della live. Pronto? Pronto, buonasera maestro Cleo. Buonasera signora. Intanto vi devo complimentare con lei perché l'altra volta io ho parlato di mia sorella per la casa all'asta, Sì. che lei mi aveva detto che si doveva presentare il figlio. Sante parole, aveva ragione, mia sorella me l'ha confermato. Grazie allora, grazie. Vi faccio i miei complimenti. Vuol dire che so fare il mio lavoro. Sì. Grazie. Sì. E infatti glielo sto confermando, così lo sentono tutto TikTok. Grazie signora, gentilissima. Allora, le volevo fare una domanda. Prego. Il mio compagno ha una casa in società e questa, allora, e c'è una causa per il mezzo e ancora non si sa se questa casa o la prende il socio e a lui gli dà i soldi, però ancora sono in trattativa, ancora non è, questa casa ancora non si può vendere. E allora le do i nominativi del mio compagno. Sì. Allora, lui è nato il 13 novembre del 55, Scorpione. Sì. Vediamo cosa dicono le carte. Allora, mi fermi non appena possibile, grazie. Sì. Basta così. Ok.
Sì. Un attimo solo. Allora ci sarà qui in questa situazione ci sarà un bel po' di casini. Perché dico questo? Dico questo perché? Perché intanto il suo socia prenderà in considerazione di farsi avanti e di prenderla lui, però cercherà di ingannare il suo... Lo so, perché, precisamente. Perché qua mi esce la carta dell'inganno, cioè lui vuole prendere queste in tutto lui, però vuole mettergli la colazione in mano, come si usa dire, no? Quindi alla fine non accetterà il tuo compagno. Sì. E ci sarà qualche altra alternativa di vendere tutto e di far dividersi il totale. Ma sempre col socio è sempre ingannoso, sempre cerca di ingannarlo. Sì, sì. Il mio compagno non ce l'ha questa possibilità di comprarsi tutti, sono 3 appartamenti. E perciò sta facendo leva su questa cosa qui. Sì. E quindi cercherà, vuole accaparrarsi tutto con una misera cosa, insomma, da dare al compagno, cosa che non succederà e si troverà una nuova alternativa. Capito? Io non so se questa casa, siccome sono 3 appartamenti di 100 metri l'uno a mare, però l'acquirente ancora non è potuto trovarsi perché 300.000 euro sono molti e ognuno non pensa di comprarsela. No, uscirà. L'acquirente. Ma lo vendono a un estraneo o se la prende il socio? Allora, forse non ci siamo spiegati. Il socia vorrebbe rendersi lui tutto, ma non vuole dare quello che gli tocca al tuo compagno. È ingannevole. Allora, secondo il mio parere di quello che mi dicono le carte, troveranno il modo di vendere tutto e di dividersi il totale. Ma speriamo che si troverà queste... No, uscirà, tranquilla, uscirà. Garantito. E sarà in breve o ancora passerà un po' di tempo? Allora, questa è una situazione che si risolverà per fine anno, inizio del nuovo anno. Va bene. Ok? Le farò sapere come ho dato la risposta di mia sorella. Grazie, mi saluti tua sorella, arrivederci. Arrivederla. Allora, è inutile che scrivete nei commenti le date di nascita, questa non è una live bla 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 di commenti da perdere tempo. Chi vuole parlare con me lo deve fare solo ed esclusivamente telefonica. Deve abbassare il volume del telefonino. Non ho capito? Vabbè, togliamo questa diretta. Allora, io taglio le dirette. Se non abbassate il volume del telefonino, quando parlate con me dovete abbassare il volume del telefonino. Oppure rimettete la cuffietta, se no io vi faccio fuori subito, subito attacco, non ci sono problemi. Pronto? Pronto? Ecco qua, agganciato. Allora, dovete abbassare il volume del telefonino e chiamarmi, se no
non possiamo parlare, non possiamo comunicare. Ripeto, è inutile che scrivete nei commenti, perché i commenti servono solo perché il nostro moderatore Ciccio vi mette il numero di telefono, come vedete, ogni tanto per chiamare in diretta il sottoscritto. Sono stato chiaro? Quindi, se volete parlare con me, solo a telefono. Linee libere, vedete il numero nei commenti? L'ha pubblicato ancora una volta l'amico Ciccio. Allora, che volevo dire? Mettete i cuoricini qua, vedete, portiamo a 10.000 questi numerini che vedete, facciamoli salire e condividete con i vostri amici, condividete questa live. Allora, numero di telefono è quello che vedete nei commenti, 345 630 81 72, forza. Vediamo chi ci contatta velocemente. Allora, avete la possibilità di prendere il numero di telefono nei commenti, vedete? Viene pubblicato ogni tanto dal nostro moderatore. Allora, vi ricordo che il sottoscritto riceve anche da vicino. Ciao Emma Sherry, buon pomeriggio anche a te, l'amica Sherry che ci segue da YouTube. Ripeto, ricevo in provincia di Caserta da vicino e mi reco a domicilio in tutta Europa. Mi occupo di cartomanzia nel privato dopo questa live. Lo stesso numero che vedete pubblicato qua nei commenti potete chiamare anche in privato dopo la live per consulti in privato. In questa live non vi costa niente, non dovete pagare niente, basta telefonare per avere una risposta alle vostre domande. In privato invece il consulto vi costa 30 euro. In privato mi riferisco per consulti completi, consulti senza limiti di tempo, quello mi riferisco per quanto riguarda il privato. Ma in questa live invece voi basta che telefonate e potete fare la domanda che volete. Ok? Vediamo chi ci chiama. Vediamo. Vi ricordo che mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore per coloro che vogliono mettere in ordine la propria vita sentimentale, va bene? Allora 345 630 81 72 è il numero di telefono per parlare in questa live. Prima di telefonare in diretta, abbassate il volume. Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, prego. Ciao, io sono Rosa e volevo sapere se vedi un ritorno con Francesco. Sicuramente. Rosa, da quanto tempo è andato via Francesco? Abbiamo litigato a gennaio, insomma diciamo a febbraio, però abbiamo avuto un litigio molto forte una quindicina di giorni fa per via di un'ex amica. Vediamo subito. Mi dici quanti anni tieni? Che segno sei? Io 58 e mezzo, sono Sagittario. E lui invece? E lui è Scorpione, però gli anni veramente non glielo mai chiesto. Addirittura. È più giovane di me. Allora, pensando... Io non chiedo gli anni, non mi interessa. Pensando a lui, fermami quando lo desideri, grazie. Però è Scorpione. Sì. Fermami quando vuoi. Pronto? Sì, mi devi fermare, io sto prendendo le carte. Scusa, non ho capito. Allora, noi o cerchiamo di capirci, se no io purtroppo non ho tempo da perdere. Sì.
voglio che quando mi chiamate in diretta mi dovete capire quando io parlo, perché questo no, scusa, mi si era proprio staccato un po' il contatto. Non è una live come tutti gli altri imbecilli che vedete su TikTok, voglio essere molto chiaro e corretto. Vabbè, ma si vede che sei il maestro, allora, non è che lo devi dire, si allora, vede. ascoltami bene. Sì. Io adesso vado a prendere le carte al tuo posto, cioè tu dovresti prendermi, se stessi da vicino, sì. tu mi dovresti prendere le carte. Sì. Siccome stiamo a telefono, io le carte le prendo io al posto tuo e tu mi devi dire: Cleo, fermati non appena ti fa comodo. Da questo momento in poi, vai. Cleo, fermati. Ok, perfettissimo. Ok, un attimo solo e andiamo a controllare. Va bene. Allora, stammi a sentire. Questo qui è un rapporto un pochettino complicato. Ti spiego il motivo perché io dico complicato. Perché dalle carte mi esce fuori che sei vittima di inganni e gelosia da parte di una persona. Sì. Che questa persona ha fatto l'impossibile, sta facendo l'impossibile, ha fatto l'impossibile per crearti casini tra te e il tuo compagno e tu sei caduto in questa trappola e hai fatto il suo gioco. Praticamente io con questa mi sono confidata e lei gli è andata a ridire tutto, ma gli ha detto anche un sacco di balle, non è che gli ha detto solo la verità. Quindi quello che io sto a dire me lo stai confermando che è vero? Certo, ha voglia. Lei è stata una stronza, scusami il termine, però c'è solo questo termine, non ci sta, guarda, è stata una iena. L'hai trattata? Infatti, bravo. Allora, stammi bene a sentire. Io il ritorno al momento non lo vedo. Questa persona è una persona che vuole la tua morte, la tua rovina, il tuo male. Lui? Lui? No, lei. Ma gli si rigira contro, non ti preoccupare. Lui ci tiene ancora a te, però attualmente lo vedo bloccato mentalmente, essendo una persona molto orgogliosa, una persona che quando dice sono sette, basta. Quindi o si aspetta che gli passa questa cosa o comunque, ripeto, magari gli passa, perché comunque anche altre volte era successo così, però era durato di meno e non ci si era messa in mezzo questa stronza. Lo so, ma stavolta, ripeto, la sta tirando un po' per le lunghe. Sì, un po' troppo. Però ti posso dire che lui ci tiene a te. Però, ripeto, essendo un tipo molto orgoglioso, si è bloccato su quella cosa lì. Va bene? Se hai bisogno di qualche aiutino, sai dove trovarmi. Sì, ho memorizzato il numero. Grazie. Ti abbraccio, ciao. Un abbraccio, ciao. Allora, ripeto, il numero di telefono lo sta pubblicando il nostro moderatore Ciccio. Ecco qua il numero di telefono. Pronto? Salve. Piacere tutto mio, prego. Vengo da Catania. Niente, volevo sapere, c'è un pensiero che a me mi turba sempre. Io non so che intenzioni lui ha nei miei confronti, perché vedo che è sempre per i fatti suoi,
Stai immaturo, ecco. stai parlando di un marito, un amante, Marito. Da quando siete sposati? Allora, da 11 anni, però 2 anni siamo stati divisi e ora stiamo progettando per sistemare casa, in più per allargare la famiglia, però io vedo, non so, lui è strano, è troppo libertino, non lo so. Vediamo. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Io ho 30 anni, Capricorno, Sì. E lui? e 28 anni, Leone. Perfetto. Allora, da questo momento in poi, fermami quando vuoi. Sì, fermati. Ok? E andiamo a verificare. Mettete il seguo, così vi arriverà la notifica per la prossima live. Grazie. Già fatto. Grazie. Allora, vediamo. Ascoltami bene, questo signore Sì. nella vita, diciamo che la vita fino a poc'anzi se l'ha goduta un po' in tutti i modi. Mhm. E facendoli soffrire sentimentalmente, Ha voglia. diciamola tutta, Sì, però, tanto. però lui a modo suo, ci tiene alla famiglia. A modo suo. Ecco. Perché per noi, per me, per te, uno se ci tiene alla famiglia, la pizza se la va a mangiare con la moglie, con i figli. Bravissimo. Oppure un viaggetto se lo fa con la moglie, Bravissimo. oppure in albergo ci va con la moglie. Bravo. Per lui, da oggi in poi, da che è tornato, la famiglia è solo una sicurezza. Sì. Per non perderla, ma comunque continua a fare i suoi comodi. Sì, confermo. Io non so cosa dire perché dobbiamo sistemare casa e lui preferisce andare a bere una birra con l'amico che sistemarmi casa, oppure progettare per avere una gravidanza. Non so se la vedi più avanti, non so che Allora, dire. ascoltami bene, la prima cosa ti dico, allora, ripeto, in questa live io do solo la mia saggezza di farvi capire con chi state avendo a che fare e un assaggio dei miei professionali consulti. Sì. Per un approfondimento come si deve, io li effettuo i consulti in privato a solo costo di 30 euro. Sì. Perché? Ti spiego subito. Questo tuo progettare gravidanza, casa, futuro prossimo, se tu non ti organizzi come fare, avrai un futuro, scusami, peggio di prima. Allora, c'è bisogno che tu ti siedi a tavolino con lui, a tavola, e di spiegare un po' non capisce le parlando tue, frammente. le tue ragioni, capito? Mi dice solo se non ti conviene non so che dirti. Vai. E allora, due sono: o ti conviene, lo accetti com'è e ti tieni le corna, ti tieni tutto il resto appresso, o lo mandi a quel paese, o si interviene esotericamente per calmare un po' sta persona e legarlo a te. Questi sono i miei consigli che ti do. Valuti attentamente, il mio numero è questo, se hai bisogno di me, sono a tua disposizione. Ti volevo fare l'ultima domanda, se sì, posso. Prego. Io lo so che lui ci tiene alla famiglia, perché io vedo che lui a me ci tiene. Ci tiene, sì. Questo è poco ma sicuro. Però basta una persona, un amico, e già lui cambia.
definitivamente persone. Sì, lo Cioè, so. ieri anche le buste della spesa, ti faccio un esempio, aspetta che li salgo io perché non mi aiuta, perché ha fretta di andare a bere la birra con l'amico. Te l'ho detto. Cioè, io non so come comportarmi, questo è il Ti discorso. ho detto cosa puoi fare, tutto qua. Ok, Se hai bisogno di me, il numero è sempre lo stesso. ok, ti ringrazio allora. Buona serata. Buonasera. Quando c'è un male, quando c'è una malattia, la malattia va curata, quindi non è che va via così, va curata. Quindi bisogna portare. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Le posso fare una domanda? Sicuramente. Grazie maestro. Sì. Maestro, io sono del cancro e ho 51 anni. Sì. Posso sapere se posso fidarmi di una persona Toro 54 anni? Vediamo subito. Sì. Pensi a lui, fermami quando vuoi. È una donna, è una donna. Sì, fermami quando vuoi. Sì. Basta maestro. Ok. Allora, le carte ti dicono che non è tanta cattiva, ti puoi fidare, una persona diciamo che ha un carattere un po' suo particolare, però alla fin fine ti puoi fidare. Sì. Perché siccome cioè, può mantenere distanze, cioè non so come la vedo, ecco perché. No, È vabbè, fredda, ecco. è lei che te l'ho detto, ha un carattere un po' particolare. Infatti. Non si dà a 360 gradi. Esatto, Fa esatto. attenzione alle sue cose per quello che ha passato nel precedentemente, capito? Ho capito, ho capito. Perché sinceramente, maestro, siamo cognati, ecco perché. Sì, te l'ho detto. Vabbè. È lei che non si fida non solo di te, non si fida di nessuno. Ah, ecco, ho capito. Va bene, maestro, grazie. Va bene? Grazie, maestro. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, abbassi il volume del telefonino, grazie. Sì, buonasera. Sì, abbassa. Prego. La sento? Mi sente? Sì, adesso sì, mi dica. Niente, volevo sapere un po' la mia situazione con la persona che ho accanto. Un po' così, vediamo che uomo è. Allora, è suo marito, suo amante, suo... No, è un tipo convivente. Ah, ok. Che lo vedo saltuariamente, ma adesso si trova a casa mia, ma io non sono con lui, perché devo andare via così, volevo sapere un po' se è sincero, se mi tradisce, un po' di Allora, cose. gentilmente quanti anni c'hai te e che segno sei? Io sono 8 gennaio del Capricorno, ho 60 anni. E lui? E lui è nato il 3 marzo del 57. Perfetto. 59, adesso non mi ricordo, ha 63 anni lui. Pensi a lui e fermami quando vuoi, grazie. Ok, stop.
Abbassi il volume per piacere. Allora, è una persona accomodante, se vogliamo dire così. Non si spinge più di tanto ed il discorso che lui è sincero a modo suo è sincero, devo dire la verità. Però questa persona non cambia. Lui è una persona accomodante, una persona che ha preso casa tua come un albergo, se mi vuoi capire, e quindi non vedo, Certo. quindi non vedo quella sicurezza che vuoi tu, quel amare, quel sentimento che tu cerchi. È un vuoto. Ma ormai è andato il mio sentimento. È un vuoto totale. È solo un amico. Questo le carte mi danno, non mi danno alcuna sicurezza. Da parte sua? Sì, da parte sua. Non mi danno alcuna sicurezza in merito. Non vedo quell'affiatamento di coppia, quel modo di amare, di volersi e tutto quello. Ma perché lui... Capito? Sì, ma perché lui pensa a un'altra donna? No, ti dico una cosa, c'è un qualcosa che riguarda il passato, ma se ti devo dire che lui è presa dall'emozione di un'altra, no, è una persona caratterialmente con un vuoto dentro, tutto qua, è diventata abitué per lui. Hai capito? Bravissimo maestro, eccellente lei. La ringrazio, figurati. Perfettamente. Lo so. Grazie, molto gentile, buona giornata. Arrivederci, grazie. signora, buona serata. Allora, i miei consulti live sono altamente professionali. Questa non è una live a pane e puparuoli come si fanno, come vedete su TikTok, tante live di cartomanzia che vi fanno i consulti a pane e puparuoli, come si usa dire. Questa è una live seria, professionale. Pronto? Pronto? Sì, prego. Maestro Leo, buonasera. Buonasera, mi dica. Senta, io le volevo chiedere una cosa. Sì. Io sono una leonessa Prego? del 72, Leone. Non sto capendo niente. Sono Leone. Sei leone. Anni? Sì. Anni 49. 49. Qual è la domanda che fai? Voglio fare per il mio ex marito che bilancia del 73 e ha 48 anni. Sì. Voglio sapere se ci sarà un ritorno. Da quando è andato via? 2 anni. Allora, fermami quando vuoi, pensando lui da questo momento in poi. Stop. Ok. Allora, tuo marito sta vicino a un'altra donna? Sì. E non vedo alcun ritorno con te. Ok.
quindi diciamo che sta vicino a un'altra persona. Se lui deve tornare nel modo naturale con i suoi piedi, io non vedo un ritorno. Ok, le posso chiedere un'altra cosa, maestro? Prego. Per il lavoro, per me, Sì. Se trovi lavoro o già lavori e come andrà? no, se trovo lavoro. Se trovi lavoro. Fermami quando vuoi. Top. Perfetto. Ciao Massimo, buon pomeriggio anche a te Massimo. Sì, troverai lavoro, è molto vicino, quindi a breve troverai lavoro. Auguri. Maestro, grazie. Prego, Buonasera. buona serata. Allora, condividete questa live con i vostri amici, è importante. Ringrazio il nostro moderatore Ciccio, o meglio Francesco, per la sua gentile collaborazione in questa live di prova con commenti. Pronto? Sì, pronto. Buon pomeriggio. Prego. Prego. Ciao, sono Antonella. Antonella, dimmi tutto. Allora, sinceramente volevo fare una domanda. Siccome ho fatto la domanda di invalidità civile per aggravamento, volevo sapere se mi sarà accettato o meno in questi mesi, giustamente. Sì. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, ne ho 43 gemelli. Sì. Allora, da questo momento in poi mi fermi quando vuoi, grazie. Stop. Sì. Sì. Quindi la domanda è se verrà accettato. Sì. E io ti dico che verrà accettato. Mi esce la carta della felicità e la carta del carro della fortuna. Ciò vuol dire è sicurezza. Auguri. Grazie, ma la tempistica si può vedere? No. Vuoi troppo? Mi esce sì. Sulle cose burocratiche io non vado a metterci mano. Beh, certo, quelle sono un po' lunghe. E quello è un fatto burocratico, cercano di prendersi tempo. Sta bandi mariongiella. È abbastanza, questi sono proprio così, C'è niente da fare. Ok? Grazie mille, maestro Cleo. Arrivederci, buona serata. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao. Conservatevi il mio numero di telefono perché vi può servire magari per chiedere qualcosa in privato, riservatamente, a come dico io, e voi potete sempre utilizzarlo. Pronto? Pronto? Sì. Prego. Vorrei chiedere se andrà tutto bene con una ragazza. Sì, quanti anni c'hai? Che segno sei? C'ho 16 anni, va bene? Sei minorenne, carissimo, mi dispiace. Va bene. Mi dispiace veramente, mi è vietato, hai capito? Perdonami. Ok, non si preoccupi. Ciao, stammi bene. Vorrei tanto accontentarvi a voi minorenni, però mi dovete perdonare, mi è vietato. Meglio evitare. Magari mi chiamate in privato per qualcosa di sì o no. Allora, numeri di telefono è quello che vedete nei commenti. Ringraziamo per la collaborazione l'amico Francesco. Pronto? Sì, pronto? Si può avere un consulto? Sicuramente, siamo qui appositamente. Buonasera. Grazie. Allora, data di nascita 5 luglio 79. Allora, ascolta un attimo, questo lo dico a te
e lo dico a tutti, evitate di dare la data di nascita perché è una cosa riservatissima. Perché Ah, mi scusi, no, lo dico per consiglio buono, attenzione, perché sulla tua data di nascita si può fare un malocchio, si può fare una fattura, si può intestare una casa, si può intestare un debito, capisci? Allora, evitate, dammi solo la tua età e il tuo segno zodiacale. Sì, cancro Sì? 42. Benissimo così. Perché assente che sono un veggente, io leggo attraverso la tua voce, capito? Va bene. Allora, qual è la domanda? Volevo un po' sapere la mia situazione sentimentale. C'è già un compagno? Sì, Dammi la sua età e il segno zodiacale. 34 Mhm. pronto? Sì, 34, Sì, bilancia. bilancia. Quindi è un compagno per te, cosa intendi? Un amante, un marito, un No, fidanzato? marito. Un marito. Perfetto. Da quanti anni siete sposati? 7. Allora, ascoltami bene. Da questo momento in poi pensi a tuo marito e fermami Sì. quando vuoi. No. Perfetto. Andiamo a vedere. Ci sono dei contrasti dovuti a terze persone. Sì. Diciamo che tuo marito è un po' mammone, cioè sta a sentire un po' troppo la famiglia, tanto per capirci, e quindi ci sono dei contrasti tra te e lui, famiglia, dovuto proprio a delle terze persone che si mettono in mezzo tra te e lui. Ok. E tutto questo comporta a queste situazioni poco piacevoli. È vero. Lo so che è vero. Grazie. Lo so che è vero. Quindi penso che non me l'hai detto tu, sto leggendo le carte. Bravissimo maestro, grazie. Io per la verità. non tiro le parole dalla bocca, io leggo le carte. Quindi questa persona, nonostante tutto, ci tiene a te, ma è talmente buono, talmente semplice che si fa influenzare da queste terze persone. Queste terze persone lei non vede se sono femminili o maschili, non riesce magari a capire. No, Okay. sono persone che molto vicino a lui. Ok, Va bene? va bene, la ringrazio. Arrivederci. Ci sentiamo privatamente. Grazie a lei, arrivederci. Va. Per le persone che vogliono salvare la propria unione o parlare con me in privato, riservatamente, lo potete fare. Il costo in privato è di 30 euro. Basta fissare un appuntamento tramite WhatsApp. Pronto? Pronto? Prego. Volevo parlare con il maestro Leo. Sono io, eccomi qua. Ah, buonasera. Senta, vi volevo dire, siccome ho parlato ora, però volevo chiarire una cosa. Prego. Vi volevo dire, io mi sento con certo Mario, ho dato già la data di nascita e tutto. Mi sente? Sì, l'ascolto. Mi sente? Signora. Sì, concerto Mario. Sì. Insomma, volevo sapere se questo Mario nei miei confronti
Io mi chiamo Giusy, lui Sì. si chiama Mario. Sì. Nei miei confronti se mi interesso, se è vero, oppure fa, come si dice, il monello, nel senso che c'è un'altra ancora. Vediamo. E poi, Vediamo. capito? Volevo Ho questo. capito tutto. Mi devi dire quanti anni tieni tu, che segno sei. Allora, io ti ho il segno anche di lui, io lo volevo sapere. Sì, Nascita, di lui, dov'era? l'età e il segno zodiacale di tutte e due, Io grazie. dei pesci, del 62. Perfetto. Tu invece? Del 63 lui? Lui è del 63. Lui è del 63. Senti, stai a dare il numero al bangolotto. Voglio capire tu quanti anni c'hai, che segno sei, lui quanti anni c'ha, che segno è. Allora, io ho 60 anni Eh, e questo è il segno dei pesci. perfetto. E ci siamo. Lui invece? Però lui è del 63, però io non lo so. Io lo conosco ora, capito? Vede nasce la sua, proprio non la so io. Tranquilla, basta che tu pensi a lui mentalmente da questo momento in poi e fermami quando lo desideri. Grazie. Sì. Vai. Va bene. Un attimo solo. Allora, a modo suo ci tiene a te, a modo suo, però è di malafede. Le carte me lo danno come una persona di malafede. Cosa vuol dire? Che non ti dice tutte le verità. Bravo, bravo. Quindi ti sta raccontando un casino di frottole e quindi il suo modo è solo quello di sedurti a modo suo. Bravo. E per cavoli suoi, per suo interesse, va bene? Sì, ma infatti questo l'ho capito, ecco perché l'ho chiamata. E le ho confermato quello che lei aveva nei pensieri. Sì, bravo, sei stato proprio bravo. Ma lui dice un'altra o no? Oltre Ma lui oltre no. il messaggio con me. Allora, lui ama volare da un fiore all'altro. Come? Ama volare da un fiore all'altro, quindi non sei Ecco, l'unica. ecco. Va bene? Ho capito, non sono sola allora, via, non fa il furbo anche con Esatto, va bene? Va bene, ma quello che mi ha detto, io l'avevo già pensato, lo sentivo. Grazie. La ringrazio, comunque. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Vi Arrivederci. ricordo a tutti che mi occupo di legamenti d'amore e ritorni d'amore perché sono un maestro del mondo delle scienze esoteriche, sono un ricercatore delle scienze esoteriche. Quindi chi ha bisogno di me mi contatti in privato. Pronto? Pronto? Sì, salve, mi dica. Salve, vorrei parlare con Cleo. Sono io, Cleo, prego. Cleo, buonasera, sono Buonasera. Paola. Ciao Paola. Allora, io sono nata il 5170 e sono del Capricorno. Sì, E lui è nato l'8568, è un toro, si chiama Roberto. sì, Mi ha lasciato da un giorno all'altro sì. e volevo capire la ragione, anche se l'ho intuita. Vediamo subito. Fermami quando vuoi. Ok. Fermati. Ok.
Diciamo che è stato poco chiaro nei tuoi Sì, confronti, è molto, molto falso questa persona, molto, molto. perché io qua vedo una terza persona del passato Ok, che si è rifatto viva ok. e quindi lui, senza alcun motivo, si è allontanato da te, ma Infatti, con falsità, senza avere le palle di dirti bravo, di dirti la bravissimo, verità. bravissimo, bravissimo. Grazie. Ok? Veramente bravo. Senti, posso solo sapere, lo so che non danno un tempo, ma era già da tempo, nel senso approssimativa, era da parecchio. Già stava nell'aria sta cosa, quindi Ah, ok, sei stato purtroppo, veramente gentile. purtroppo alcuni uomini, tu da dove mi chiami, scusami? Io chiamo da Fuorigrotta. Ah, quindi sei napoletano, mi capisci quando se dico Sì, molto. qualche frase poco piacevole. È una persona, questo qua, detto come si dice in Campania tra noi, è Ok, nu qua qua. bravo, bravissimo. È approfittatore pure, tra virgolette. Vabbè, questo qua purtroppo. Bravissimo. Un abbraccio a tutto Fuorigrotta, vi voglio tanto Grazie, bene. Ciao. grazie. Ciao. Un bacio. Ciao. Allora, queste sono le live professionali, amici, non quelle che vedete voi, i cartari. I cartari sono un'altra cosa. I cartari sono quelli che si mettono lì per prendere i follower. Io da 44 anni in attività, 44 anni. Pronto? Sono io, prego, abbassi il volume del telefonino però, Sono la figlia di Milena, Cleo. Sono la figlia di Milena. Se non abbassi il volume del telefonino non capisco niente. Abbassi il volume del telefonino e parla al telefono, così mi capisci. Allora, dimmi. Niente, volevo sapere soltanto per l'invalidità che fatta la domanda, non ne avrò risposta. Vediamo se è positivo o negativo. Dammi la tua età, il tuo segno zodiacale. Ho 34 anni e segno Ariete. Perfetto. Fermami quando vuoi, grazie. Ferma. Ma è la prima volta che fai questa domandina, è la prima? Sì. Mi escono lacrime, sofferenze, vuol dire che questa volta non andrà bene, le prossime occasioni c'è la possibilità. Questa qui va a bolle di sapone, come si usa dire. Va bene. Ok, grazie. Ciao mille. bella, ciao. Ciao, un abbraccio. Ringraziamo il nostro Ciccio moderatore che oggi mi sta dando questa possibilità e lo ringrazio pubblicamente. Pronto? Buonasera, Elisa. Prego, buonasera, mi dica. Io le volevo chiedere se riuscirà a trovare un nuovo lavoro, perché dove lavoravo ero esausta e oggi mi sono licenziata. Ah, perché ti sei licenziata poi? Perché a parte il lavoro è logorante, sottopagato, lavoravo a nero. E questo è l'Italia che non funziona. Poi dicono che poi danno la colpa al reddito di cittadinanza. No, purtroppo non lo prendo. No, dico danno la colpa che la gente non vuole lavorare perché prende il reddito di cittadinanza, quando poi sottopagano gli operai. Non solo, ma anche i comportamenti. È uno schifo. Allora, quanti anni c'hai, che segno hai? 40 anni Toro.
fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Voi titolari, padroni, che prendete a lavorare una persona, che gli date una misera paga e gli fate fare 12, 13, 14 ore di lavoro al giorno e di più non lo mettete nemmeno a posto, lo fate lavorare in nero, no? Mi dovete dire di che vi lamentate. Di che vi lamentate? Per me dovete fallire e dovete andare in cerca di carità, il mio piacere. Troverai un nuovo lavoro. Io penso che per la metà di questo mese ce la farai. Auguroni. Grazie, buonasera. Buonasera. In mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti prima. Segnatevi il numero, conservatevi il mio numero, così la prossima occasione già ce l'avete. Pronto? Pronto, salve. Volevo sapere cosa legge sul mio matrimonio. Allora, io sono cancro, ho 56 anni e lui è abete, ha 66 anni. Qual è la domanda precisa? Cosa ha in mente lui? Tanto per perdere un po' di tempo, dice lei. Arrivederci, arrivederci. Vai a chiamare i cartari, vai a chiamare i cartari. Qua tempo da perdere non ce n'abbiamo. Non è una live per sfizio, tanto per, qua è una live professionale. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo fare una domanda. Allora, ho conosciuto un ragazzo, si chiama Luca, è nato il 4/12 dell'83 e è sagittario. Io mi chiamo Jessica, sono dei pesci, sono nata il 27 febbraio 91. Volevo sapere come lo vedi nei miei confronti. Se fa sul serio o è una perdita di tempo, giusto? Esatto. Allora, gentilmente, da questo momento in poi, pensando lui, fermami quando vuoi, grazie. Ok. Si può fermare. Ok. Ci si messaggia solamente, perché lui è lontano. Ai ai ai. Si fa l'amore per telefono. Vediamo un po'. Sì. No, per me sinceramente è una perdita di tempo, perché come lo fa con te lo fa anche con altre, quindi è un suo modo di perdere un po' di tempo. Ah, ho capito. È un malato mentale praticamente. Com'è? È un malato mentale. Ah, ho capito. Quindi non è da prendere in considerazione proprio, assolutamente. Ho capito. Va bene, d'accordo, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Ai. Allora, consulti in privato senza limiti di tempo, costo 30 euro. Per le persone che vogliono consulti in privato possono scrivermi tramite WhatsApp, il costo è 30 euro. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera a lei, mi dica. Allora, sono Lori, 50 anni, Sì? Bilancia, e volevo sapere di Marco, sempre Toro, del 65. Sì. Qual è la domanda? Che intenzioni avrebbe con me?
perché siamo lontani di regione, volevo sapere se partiva. Vediamo, fermami quando vuoi da questo momento in poi, pensando voi. Stop. Quindi ancora vi conoscete nemmeno voi. No, infatti. Questi amori in lontananza. Madonna. Senti, allora, nei suoi pensieri io vedo la partenza, cioè lui deciderà prima o poi di venirti a trovare da vicino, ma poi tutto finisce lì, hai capito? Sarà un incontro, capisci a me, senza futuro, quindi è solo un fatto materiale. Per carità, ognuno fa quello che vuole, ognuno se la spassa come vuole, quindi sarà una partenza con... Nel tempo quanto... Ma questo è già nei suoi pensieri, quindi ci sarà questa fuggitina, ci sarà. Ecco, senza altro però, è una fuggitina, un fuggi e via. Un mordi e via. Ah, ecco. Ok? Va bene, grazie mille maestro. Arrivederci, prego. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Pronto? Prima è caduta la linea, non so. Lei adesso è in linea, è live, prego. Allora, io sono un cancro, ho 56 anni, sì. Lui 66 a diete, volevo sapere sul matrimonio, se continuerà, c'è un periodo di crisi o... Ma da quanto siete sposati? Tanto. 35 quasi. 35 anni? E ci vuole un nuovo marito. Come? Ci vuole un marito nuovo. Dice. Dai, cosa trova? Da questo momento fermami quando vuoi, grazie. Ok. Stop. Sì, andiamo a verificare. Ascolta, allora, io ti posso dire che in questo rapporto io vedo abbastanza affinità, però c'è stanchezza, chiaramente, un po' da parte di entrambi. Io vedo la presenza di qualcuno che la presenza di qualcuno che riguarda il passato, però, attenzione, che sta cercando di tirare un po' calci, nel senso di farsi avanti. Ecco il motivo perché lo vedi un po' assente, distratto, non sincero e via. Questo quindi lui ha questa persona che... Allora, c'è una persona riguardante il passato che cerca di rifarsi avanti. Capito? Okay, ma da parte sua? Sì. O no. Da parte mia? Da parte sua. Ok. Da parte tua. Quindi da parte è tua. una sua vecchia... Da parte sua? Sì, da parte sua. Quindi ha un'altra... Cioè la vede questa persona, voglio capire. Ancora no.
è una persona che si massaggia, si scrivono qualcosa del genere, qualche contatto che sta cercando di ostacolare un po' questa situazione. Capito? Ma è sul lavoro? Hai qualcuna che ha sul lavoro? Senti, in questa live io ti dico il peccato, non il peccatore. Le cose stanno come ti ho detto io, ok? Poi tu, il tuo modo di agire, di fare, di vivere è un altro che ti sta bene a te e va bene così. Ah. Mentre io te l'ho detto, il tuo modo di vivere è quello che hai scelto, sta bene a te e fai bene, vai avanti, ma non ostacolare quel che è il tuo o la tua famiglia. Capito che cosa voglio dire? no, non aiutami. No, non riesco a capire. Io ti ho detto quello di tuo marito. Sì, mentre il tuo, la tua vita che hai scelta, ti sta bene e quindi dico vivila senza ostacolare agli altri. Tutto qua. Quindi non devo ostacolarlo? No, vivi la tua vita. Quindi devo prendere la mia via. È chiaro, è chiaro. Ok? Per puoi vivere e per vivere tranquilli. Ah, ok. Quindi è quest'altra persona, cioè, ma a lui piace questa persona? Senti, gioia mia, ti do il numero di Gesù. Chiami a Gesù, ti faccio dire tutto. Vabbè, poi la chiamo. Arrivederci. Grazie mille. Ai ai ai. Allora, direi che come prova questa live sta andando e è andato molto bene. Ringraziando l'amico Francesco che mi ha invogliato. Ringraziando il suo aiuto, perché se non c'è lui io non posso andare in live. Pronto? Pronto? Salve. Salve. Prego. Vorrei sapere in amore? Sì. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Gemelli, ho 19 anni. E c'è un lui? Sì. Quanti anni c'ha? Che segno è? Lui è a settembre. Anni? 18. Qual è la domanda che fai? Per sapere se ritorna da me. Da quando è andato via? Una settimana. Allora, pensando lui, fermami quando vuoi. Ferma. Ok, vediamo. Tornerà. Tornerà? Sicuramente tornerà. Mi esce la carta del ritorno, eccola qua, quindi tornerà da te, presto tornerà da te. Auguroni. Quindi non si sa quando, preciso. Non è lontano. Ah, ho capito. Ma mi pensa? Oddio. Come dire? Se torna vuol dire che ti pensa, no? Ah, perché quello fa il pagliaccio con tutti, perciò lo stronzo. Ah no, e vabbè, ma devi, gioia mia, sono quasi tutti uguali, Vabbè, adesso tu quando uguale, come ce la fa? Come mamma fa? Purtroppo gli uomini sono fatti così, sei tu che lo No, devi... però quando lei non lo perdona, verdad? Ma perciò dico, devi essere tu a mettere i paletti, a Sì, dettare... io l'ho sempre messo i paletti.
Bravo. Devi essere tu a mettere ma dobbiamo farti desiderare e soprattutto rispettare. Bravo, bravo. Se riesci a mantenere questo tuo modo di fare, di vivere, se è sì è sì, se è no, lo mandi a quel paese. Sì, perché mangiare una bella presa da scarpa. Bravo, bravo. Va bene, aspetto ciao. questo bellissimo ritorno. Grazie, ciao a te, ciao. Allora. Per consulti in privato, ripeto, fissate i vostri appuntamenti tramite WhatsApp o tramite SMS. Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Vorrei sapere in amore. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? 20 Sagittario. Lui? Lui 8 novembre. Quanti anni c'ha? 18. Quindi la domanda precisa qual è? Che prova qualcosa con me. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Ferma. Ok. Volevo salutare il mio amico collega Sergio Zaccariello. Ciao Sergio, buona giornata a te e a Paolina. Allora, ascoltami, vedo che questa persona cosa prova per te? Ci tiene a te. Ci tiene alla tua bella persona, però è una persona che ama anche la libertà, vuole essere molto libertino, molto libero, Sì. e quindi un futuro come tu lo vuoi io non lo vedo. È un rapporto che è destinato poi a finire, diciamo. Quindi non lo proverà qualcosa con me. No, non vedo futuro. Va bene. Arrivederci. Grazie, ciao. Allora, prendiamo l'ultima telefonata. Ultima telefonata, vediamo chi la fa. Ultima telefonata. Ecco qua, vediamo. Poi ci vedremo domani. Vediamo l'ultima telefonata, chi la fa. Pronto? 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 Dovete abbassare il volume del telefonino. Pronto? Dovete abbassare il volume del telefonino. Vabbè, chiudiamo qua, facciamo prima perché non abbiamo tempo da perdere. Ecco qua, stop alle telefonate, chiudiamo qua. Francesco, chiudiamo qua. Stop. Ecco qua, mettiamo le carte nell'apposita custodia. Amici, la nostra live finisce qui. Tutti coloro che vogliono un consulto in privato riservatamente lo possono fare da questo momento in poi, mandando una richiesta tramite WhatsApp sempre allo stesso numero, perché da questo momento partano i consulti privati al solo costo di 30 euro. Consulti in privato sono a pagamento, va bene? Quindi noi andiamo a salutare il mondo di YouTube, usciamo dalla live ed un abbraccio, risentirci domani alla stessa ora. Poi volevo ringraziare pubblicamente